3 minuti trascorsi, intanto sempre 0-0, occasione per Seregno, la più grossa ovviamente col tiro diretto sbagliato, ancora però superiorità numerica. Tiro dalla distanza di Chirino, ancora Raveggi, poi Cinquini scivola, non riesce a far sua la pallina, Tremolada, Chirino, ancora spazio, il tiro, ancora Raveggi di no, esce Raveggi a coprire la luce per la conclusione. Scandiano va a mantenere palla lontano, così deve fare, non tornerà magari in parità numerica, la perde qui Cinquini, quindi contropiede Brianzolo, Tremolada, scarica per Chirino, ancora Tremolada al volo, buona conclusione, va contro Fiazza, poi Cinquini cerca ma non trova un numero a una mano col controllo, difficile qua per il Colored maglia rosso-blu, questo contropiede in solitaria. Tremolada cerca di farsi largo, Luca in questa occasione, poi Fiazza, finta di tiro, ancora Tremolada, Luca, Chirino mantiene molto la pallina, allora tornata la parità numerica, intanto Seregno che mantiene ancora la pallina, tiro da lontanissimo, cerca di partire intanto Gioele Ganassi che è entrato, perde subito palla, peccato di gioventù qua, Fiazza, attenzione, scarica per Luca Tremolada, illusione ottica della rete, la rete si è mossa ma è quella esterna, un contropiede orchestrato bene, con la finta di tiro, scarico sulla destra e Luca Tremolada con gancio ma la conclusione è finita fuori. Cinquini, Roca, lontanissimo Busani che parte da ultimo uomo, cerca un po' di spazio, poi il tiraccio finito alto e quindi il possesso tornerà ai giocatori allenati da Luca Giaroni. Marco Tremolada, Fiazza, ora difende alta anche Scandiano, l'ingresso di Gioele Ganassi cerca di dare fastidio a Fiazza che però lo supera, attenzione qua Fiazza, gol di Fiazza, quarto gol in questa Coppa Italia di Fiazza, Seregno in vantaggio, Seregno più propositivo in questi primi minuti, dobbiamo dirlo, Fiazza realizza un vantaggio per Seregno su Scandiano. Sono trascorsi 5 minuti e 15 dall'inizio della partita. Busani marca altissimo Seregno, poi Busani riesce a far fuori Marco Tremolada, attenzione superiorità numerica, Cinquini, palla dentro, non riesce Ganassi a deviare, subito contropiede Seregnese, Chirino, tiro rimpallato da Roca, in contropiede un 2 contro 1, attenzione Roca, Busani, ci arriva Filippo Dimone che si sposta col corpo, riesce nella deviazione, tiro poteva essere più incisivo in questo caso, poi scadono i 5 secondi, andiamo alla panchina del Seregno, Molteni nella fattispecie che chiama i sanitari, forse un colpo subito, se non andiamo errati da Chirino, vediamo, perché non lo vediamo più ma non lo vediamo in pista, vediamo Febbo è entrato al suo posto, quindi immaginiamo sia stato colpito o da una pallinata o da una bastonata, vediamo che lo rincuora anche Giordano, poi Cinquini che non è ancora entrato nel match, Ganassi, Roca, Cinquini cerca di macinare un po' di gioco, Cupisti dà indicazioni, ancora Cinquini, attenzione, finta il tiro, non troppo convinto in questo caso, cerca spazio, poi perde una brutta palla, Cinquini, attenzione Tremolada, Marco col fisico ci arriva, conclusione finisce fuori, deve spingere un po' di più Cinquini, lo vediamo un po' spento, d'accordo a perdere palla, però magari tornare con un po' più di veemenza, perché qua si è fatto superare un po' troppo come il burro e quindi ci vuole più grinta, più cattiveria da parte di Cinquini dopo questo inizio di partita che l'ha visto un po' spento anche nelle giocate iniziali, non sembra molto in partita e speriamo ci smentisca presto. Ora in possesso di palla, cerca di liberarsi da Tremolada che gli sta addosso, scarica per Ganassi da ultimo uomo, pronta a rientrare ora intanto, Ganassi perde palla, attenzione, pronta a rientrare Barbieri, ritorna però Scandiano, Fiazza, palla in mezzo, interessante per Febbo che non riesce a colpire, poi steso anche Ganassi da Luca Tremolada, per la verità è rimasto fermo, la situazione c'è stata, giusto a mio avviso il fallo di squadra e non quello diretto.
Ora Cupisti ha qualcosa da dire a Cinquini, che torna in panchina a sentire le sue indicazioni. È rientrato, come abbiamo detto, Lollo Barbieri. Marca sempre alto il Seregno. Ora Rocca in azione personale, attenzione, ci arriva, tiro respinto da Dimone. Ancora Rocca, cerca di entrare in area, forse ha preteso un po' troppo, poi qualche rimpallo stava per far pervenire la pallina verso la porta. Pensato Filippo Dimone a respingerla, poi Febbo cerca un improbabile passaggio. Ora un 4 contro 3 scandianese, ma non forza lo spagnolo Alex Rocca. All'indietro per Ganassi, per Busani. Seregno sempre avanti 1-0 qui al Palaregnani grazie al gol realizzato da Mauro Fiazza. Rocca, palla per Ganassi, ha buon gioco Fiazza a recuperarsi. Signora, sicuramente il migliore del match. Abbiamo visto nel campionato, nelle finali dell'Under 19. Attenzione ora, bella palla di Marco Tremolade per Febbo, la sua conclusione deviata ancora da Jacopo Dreveggi. Poi Rocca supera Febbo in velocità, stanno a marcare proprio marcamento a uomo asfissiante, soprattutto quando riparte dalla propria area di rigore la squadra rossoblu. Da lontanissimo Barbieri, stoppato da Luca Tremolada. Ancora Barbieri, ancora stoppato da Luca Tremolada, che accusa un colpo al pattino, non ce la fa a pattinare, chiede già il cambio. Busani potrebbe puntarlo perché è fermo. Tremolada tira proprio addosso, la palla finisce fuori. Time out chiesto da Cupisti quando mancano 16:23 al termine di questo primo tempo, con Seregno avanti 1-0 grazie al gol di Mauro Fiazza. Tanto entra Filippo Fontanesi, abbiamo detto aveva bisogno di campo, ha bisogno di pista Filippo per recuperare il ritmo partita. Cambiamenti anche sulla panchina di Luca Giaroni, abbiamo visto entrare col 19 Tessarolo, quindi un po' di turnover tra ragazzi in maglia bianco-verde. Vantaggio fino a questo momento, dobbiamo dire, anche meritato, perché comunque Seregno ha mostrato più voglia, più iniziativa anche. Lo sapevamo, l'abbiamo visto anche nelle scorse partite, la mano di Luca Giaroni si vede, la grinta, la determinazione, soprattutto anche il livello fisico notevole per essere a questo punto della stagione, solamente all'inizio, lo ricordiamo, ma dopo quasi 2 mesi di inizio di preparazione, insomma, tenuto testa al Modena fino alla fine, pareggiato col Novara, è una buona squadra questo Seregno. Si riprende intanto a giocare Busani, cerca un accompagnato, stoppato da Chirino che riparte in contropiede, inseguito dalla difesa del Roller Hockey Scandiano. Fiazza, Chirino, il tiro finisce fuori, sul rimpallo va Lollo Barbieri. 3 falli di squadra per Seregno. Tanto Barbieri in azione personale, attenzione, arriva in porta davanti a Dimone, cade ma riesce a concludere. Bravo qua Lollo di fisico ad arrivarci. Dall'altra parte attenzione alla ribattuta, 3 tap-in, poi Edoardo Febbo raddoppia per Seregno. Qua subito Raveggi aveva deviato, 2 conclusioni, alla terza capitata sulla stecca del 36 Edoardo Febbo, non ci ha pensato 2 volte e ha realizzato la sua prima rete in questa stagione. Quel che conta è che ha raddoppiato e ha portato al doppio vantaggio per il Seregno, così era cominciata anche a Correggio. Vediamo se Scandiano saprà ribaltarla anche in questa occasione al Palaregnani. Dimone finora è stato molto bravo, è stato sollecitato qualche volta. Poi attenzione, ora Fontanesi perde palla, poi fallo di squadra. Fontanesi qua forse poteva fischiarlo prima per Scandiano, rischio che ha qualcosa, anzi no, fa solo rettificare la posizione del tiro di punizione che viene effettuato adesso. Febbo torna il secondo gol in possesso di pallina, va sulla balaustra, contrastato da Fontanesi, cede per Chirino. 15:20 ancora di questo primo tempo, Seregno avanti 2-0. Chirino
Febbo, Piazza, gioca un po' col cronometro anche Seregno, anche comunque ha dato un'impronta molto alta di ritmo in questo match. Chirino, palla per Piazza, attenzione, il tiro secco e potente, stava per impensierire la difesa scandianese. Poi Rocca, Fontanesi con una delle sue prime palline, scarica per Busani, non riesce a uscire Scandiano dalla metà campo, difesa molto aggressiva e molto accorta da parte del giocatore di Luca Giaroni. Poi Fontanesi perde palla, Febbo riparte un 2 contro 2, aspetta l'arrivo del compagno, trova in Tessarolo, poi ancora Febbo, all'indietro per Chirino, gira largo, ora Piazza, all'indietro per Febbo, ora aspetta a trascorrere dei secondi, ne mancano 20 per andare alla conclusione. Tessarolo lo fa ora in questo momento, palla finisce fuori, include molto di più il Seregno, trova un po' più spazi, ne concede pochi agli attacchi scandinesi che finora hanno visto pochi cambi di ritmo. Rocca all'indietro per Barbieri, potrebbe anche tirare da lì, il tiro però finisce fuori dalla portata di Dimone. Fontanesi ancora all'indietro per Barbieri, cerca il lato destro, ora Barbieri, palla dentro, un po' timido, attenzione, preda di Fontanesi che riesce a concludere in un fazzoletto, conclusione raso terra che non impensierisce Dimone. Poi stop, arpiona una palla Rocca sul lato destro, non vede spazio, palla dentro, attenzione al tappin di Fontanesi, di Barbieri, poi Fontanesi, attenzione, fallo di squadra di Chirino su Fontanesi, ne impedisce la ripartenza. Time out subito chiesto da Luca Giaroni che vuole parlare ai suoi, mentre qua Barbieri chiede qualcosa di più di un fallo di squadra, che comunque è il quarto del Seregno. Time out anche quindi per Luca Giaroni. Ricordavamo appunto Luca Giaroni e anche Mauro Piazza, li ricordiamo quando sono venuti con la Vasken Lodi qui a giocarsi la Coppa Italia nelle finali dell'Under 19, ci aveva ben impressionato Piazza, lo ricordiamo, come così anche Jacopo Raveggi, la stessa squadra, e sta facendo molto bene anche stasera. Ora è in pista, si riprende con una punizione a favore di Scandiano sulla 3/4, diciamo, sorta di 3 contro 3. Vediamo Rocca lontanissimo, Busani, il tiro finisce fuori di poco, quindi possesso sarà per il Seregno, squadra di Pianzola, che sta vincendo meritatamente qui a Scandiano per 2-0. Chirino, Febbo, scadono i 5 secondi, già la seconda volta che succede, forse non si avvedono, qualche compagno dovrebbe farlo presente ai portatori di palla. Fontanesi, palla dentro, un filo in ritardo questa azione, era uno schema ben congegnato, ora Lollo Barbieri non trova spazio, quindi costretto da giri per linee esterne. Rocca, ci vuole una sua invenzione forse, come successe a Correggio, il suo gran gol. Ora Fontanesi supera Febbo ma si allunga la palla, quindi Rocca da lontanissimo finta il tiro, lo effettua adesso, preda di Dimone che vede partire la palla, poi palla ancora Scandianese, batte veloce Rocca, ferma tutto, Vischio deve aspettare il fischio, posizione, no, ha fermato il gioco perché Dimone deve asciugare faccia e visiera, punizione da posizione interessante, confabulano i giocatori maglia rosso-blu. Tanto Dimone ne approfitta per scambiare due parole con Molteni e Giaroni, dare indicazioni ai suoi.
a metà primo tempo, 12:34 al termine di questo primo tempo, 2-0 in vantaggio il Seregno su Roller Hockey Scandiano. Sulla palla Galiziano, Alex Rocca, pronti a tirare, lo effettua Lollo Barbieri, respinge Dimone, poi contropiede di Tesserolo, si ferma, Scandiano è già tornato, attenzione ai falli, ne ha solamente uno Scandiano, ne aveva compiuto uno da Blu Barbieri, ma il tiro diretto era stato sbagliato da Seregno, ora però ha realizzato in altre due occasioni, quindi 2-0 avanti Seregno, le regle ricordiamo di Mauro Fiazza e di Edoardo Febbo. Tesserolo cerca e trova spazio per tirare dalla posizione centrale, fa ripartire il contropiede subito Raveggi, 2 contro 2, Alex Rock si ferma, Seregno si piazza in difesa in maniera molto armonica, vediamo sia il pressing che il ritorno a mantenere le proprie posizioni, alle volte al quadrato, alle volte escono sui portatori di palla, ben congeniata la squadra di Luca Geroni, seguono il suo allenatore, si vede. Attenzione ora a Barbieri, lo spazio, cerca un assist per Busani, troppo stretti gli spazi qua per effettuare questo tipo di giocata, poi butta via palla Chierino, è finito in un angolo cieco, quindi ritorna in possesso di palla Scandiano, brutta palla questa di Rocca, però arriva in qualche modo a Fontanesi col fisico cerca di stare in area di rigore, cerca di andare a prendere la pallina, ci arriva per prima, importanti per lui questi minutaggi in vista campionato, deve recuperare 6 mesi di inattività in pratica. Ora Rocca, bella palla dentro di Rocca, brava la difesa, maglia bianco-verde a respingere questa iniziativa. Fontanesi da dietro porta, aspetta qualche movimento, deve andare al tiro, però l'effetto viene deviata la palla, poi Piscitelli da dietro porta, incita i suoi di essere Seregnese. Tanto pronto a rientrare il Cinquini, ci si aspetta molto da lui, dal suo estro, dai suoi cambi di ritmo, dalla sua potenza fisica e dalla sua tecnica. Ci si aspetta tanto, abbiamo detto qui, aspetta qualche sua giocata. Tanto Febbo indietro per Fiazza, Tesserolo cerca di entrare in area, Scandiano recupera palla prima con Fontanesi riesce a recuperare, poi la riperde, poi contropiede scandianese, Barbieri, tiro di Barbieri, gol di Barbieri che con un missile terra-aria buca l'incolpevole Dimone alla sua sinistra, realizza Barbieri ed esulta col pubblico a 10-0-1 al termine del primo tempo e scrolla un pochino la squadra scandianese da un momento un po' difficile. Secondo gol per lui in questa Coppa Italia, dopo quello realizzato in maniera un po' fortuita a Correggio, ora va in contropiede lui, cerca in seconda battuta Rocca, attenzione, palla d'oro di Rocca, respinta da Chierino, sarebbe giunta a Barbieri in posizione veramente invitante. Ora ancora Chierino cerca e trova il gol, attenzione qua, disattenzione della difesa scandianese, l'ha fatta grossa un po' tutta la difesa, compreso Jacopo Raveggi che non ha coperto il suo palo, e quindi Chierino ha realizzato il terzo gol. È durata poco la gioia per il gol realizzato da Barbieri, già 3-1, si riporta sul doppio vantaggio ancora Seregno, tutto da rifare per Scandiano che con fatica era arrivato a ridurre le distanze. Qua veramente Pischi non sarà per niente contento di questa azione, disattenta, svagata, proprio appagata dal gol, non si deve fare. Cinquini cerca spazio, bella palla per Busani, si mette la stecca di Dimone e respinge, quindi nulla di fatto. Quarto gol anche per Chierino, come per Fiazza. Qualche conto che qui Seregno è in vantaggio per 3-1 al Palla Regnane, 8:50 da giocare, durato pochissima la gioia scandianese. C'è da andare a un contropiede, Cinquini, Rocca è solo, nessuno in mezzo all'area, cerca di tenere palla,
poi trova Barbieri a spazio, può tirare, Barbieri lo fa, stavolta bravo Limone a respingere, cerca di andare in contropiede ora Seregno, ma Tessarola è solo, deve aspettare qualche compagno, mantiene saggiamente il possesso di palla, scambia con Fiazza, poi con Chirino. Buona personalità della squadra di Luca Giaroni, che alterna anche gli uomini in pista e non si nota tanta differenza, dobbiamo dirlo, non si è minimamente. Ora palo dalla distanza di Chirino, fallo di Fiazza che stende Barbieri sulla balaustra, quindi quinto fallo di squadra il Seregno. 8:08 da giocare in questo primo tempo, Seregno avanti 3-1 su Scandiano. Rocca, ancora lo Spagnolo, cerca e trova Cinquini, Rocca, lo Spagnolo all'indietro per Busani, tiro di Busani fuori, deve cercare di inquadrare la porta per una spizzata, proprio compagno quando si tira da lontano, va dietro porta, Busani, ancora Cinquini, maglie rosse, bianco-verdi che chiudono gli angoli di passaggio, poi perde palla, attenzione Cinquini qua non riesce a tenere questa palla consegnata da Alex Rocca. Rientra anzi Giordano, primo ingresso per lui questa partita. Tremolada chiude il triangolo, Barbieri, poi contropiede, attenzione Rocca, cerca spazio, ancora Busani, attenzione a spazio, Busani, il tiro finisce fuori, si era costruita bene Scandiano questa opportunità. Da lontano ancora Barbieri, interessante questa conclusione, finisce fuori, contropiede Fiazza, attenzione, palla dentro, respinge Rocca, ancora Fiazza, Giordano, dietro porta, Tremolada. 6:30 ancora da giocare in questo primo tempo, 3-1 per Seregno, reti di Fiazza, Chirino e Febbo, gol di Barbieri per Scandiano. Ora vediamo punizione dall'angolo alto, vediamo se dall'angolo alto fischio sta parlando con la difesa scandianese. 2 metri fuori dall'area di rigore, 6:22 a giocare. Fiazza all'indietro per Luca Tremolada, ha sempre indicazioni dei suoi costantemente Giaroni dalla panchina e sta ottenendo il risultato che vuole. Qua del vantaggio 3-1 meritatamente, tiro finisce fuori di Giordano, Rocca presso di pallina, marca ancora alto, ha tenuto un ritmo asfissiante, poi Cinquini qua perde palla, deve fare qualcosa Cinquini perché deve entrare in partita, sembra che sia da un'altra parte. Non è palla alta, qua non è mai palla alta, qua regala un possesso a Scandiano, l'arbitro fischio. Rocca, pronto Gioele Ganassi a rientrare, Scandiano ancora con ritmo molto basso, non ha ancora trovato il bandolo di questa matassa. Ora 5 ci prova, scarica per Busani, palla difficile per Barbieri che comunque ci arriva, 20 secondi per andare al tiro, palla dentro per Busani, attenzione, conclusione fuori, bella iniziativa di Barbieri, ha visto il taglio di Busani che si è liberato del suo avversario, conclusione finita fuori, anche questa interessante come occasione, ha trovato spazio, ha congegnata bene, ma conclusione finita debole e a lato. Poi sul primo palo, attenzione a questa conclusione di Chirino, parte del contropiede scandianese, 3-2 a 5 minuti dal termine, poi palla di Barbieri per Busani che imprecisa, non riesce, recupera poi in maniera corretta, un po' energica ma corretta Busani, poi Cinquini fa fatica di liberarsi di Chirino, scarica per Rocca,
cerca di disorientare Tremolada che è più lungo di lui, ci arriva sulla pallina, poi si lotta per il possesso, alla meglio sul rimpallo il Seregno con Piazza, poi non c'è occasione di concludere, quindi si torna indietro, 4-25, non buttano via palline i giocatori di Giaroni, palla dentro di Chirino, attenzione qui Cinquini che la recupera, manda in avanti Barbieri che qua non deve aspettare la palla ma deve andargli incontro, Luca Tremolada, attenzione in un'altra schiaccia, esce, raveggi un po' troppo per andare a impensierire l'attacco del Seregno, poi piazzato di Chirino finisce fuori sulla ribattuta Tremolada, attenzione terza ribattuta, Piazza, ci arrivano sempre giocatori in maglia bianco-verde ed è quello la colpa di Scandiano, sulle seconde e le terze palle non ci arrivano mai, arrivano sempre gli altri e questo ha fruttato già il secondo gol. Qui time out, scrollarsi addosso Cinquini, riesce, non è proprio in partita Cinquini, non è lui, io ne ho visto un altro di Cinquini solcare le piste di tutta Italia, non è assolutamente lui, è il fratello, perché lo aspettiamo come era prima, ora va in panchina un po' arrabbiato, giustamente, rientra Gioele Ganassi. Ricordiamo per Scandiano assente Davide Deinite, lo sarà probabilmente fino a gennaio per un problema di tesseramento, e qua si guarda la partita così come ha fatto a Correggio, quindi Scandiano dovrà fare a meno di lui almeno in questa fase iniziale della Coppa Italia. Questo va rimarcato. Sponda seregnese, non c'è Marco Malagoli oggi, abbiamo visto nel referto negli effettivi schierati da Luca Giaroni. 3:58 ancora da giocare di questo primo tempo, Seregno avanti 3-1 su Scandiano. Piazza, Giordano, scambiano i due, poi Busani interviene, recupera pallina, Rocca, palla per Ganassi, attenzione, bello il tappin di Ganassi, bravo Dimone a respingere, buono anche l'assist dello spagnolo Rocca per Ganassi che ci ha creduto, è andato a concludere, è stato bravo qua Gioele a concludere bene, poi riparte Scandiano, Rocca, li tengono lì, veramente non li fa respirare come difesa, Giaroni, Ganassi per Barbieri, cerca spazio, Barbieri lo trova, attenzione Ganassi, tiro, Busani ancora, Dimone 2 volte, palla finisce dentro ma aveva già fischiato l'arbitro, diciamo che poteva lasciare andare ma correttamente annullato perché aveva già fischiato, e palla dentro, c'è finita dopo, se ne hanno uscito bene da questo time out più volitivo, Ganassi l'abbiamo visto entrare molto bene in questo caso, poi Chirino non riesce a superare Busani, ancora Chirino, poi raddoppio su di lui, riesce a mantenere la palla 3 al termine, Piazza, ancora Chirino, Scandiano ha bisogno di un gol per rientrare in partita e giocare come sa, abbiamo visto anche a Correggio, tra il primo e il secondo tempo dopo la storia era cambiata e ce l'auguriamo. Luca Tremolada all'indietro per Chirino, stanno per scadere i secondi, va il tiro, Chirino rimpallato da Barbieri, Rocca chiede attenzione a Ganassi che punta verso la porta, bravo Giordano qua a chiudere ogni spiraglio, lo spagnolo col numero 9, maglia rosso-blu, Ganassi all'indietro per Rocca, vanno a fare i blocchi per favorire il passaggio dello spagnolo che ha qualche difficoltà a tenere palla, poi riesce quasi a liberarsi di mezza difesa avversaria, però gira per esterno, poi palla per Ganassi, attenzione, potrebbe anche tirare, non ci ha pensato ma non se l'è sentito, poi ancora Ganassi cerca di entrare in area, cerca la prima palla, non lo trova, attenzione Busani, palla dentro, pericolo per la difesa del Seregno, nulla di fatto, quindi riparte a 1:40 da giocare Seregno. Luca Tremolada
Scadono i 5 secondi, in ritardo questa segnalazione. Questo fischiato. Sempre Dimone con problemi alla visiera. Si riprenderà probabilmente con un possesso a favore di Seregno. Vediamo Lecce di Vischio. La segnalazione è giunta in ritardo perché stavano già giocando le due squadre, poi fermato il gioco. Si riparte adesso, la palla al Seregno. Chirino per Fiazza, Luca Tremolà, ancora Chirino. 20 secondi per andare al tiro, 1:20 da giocare ancora di questo primo tempo. Va il tiro ora, poteva fare meglio qua Raveggi, poteva lanciare un compagno, da solo respinta, quindi la palla torna possesso scandenese, in possesso seregnese. Poi anche qui perdono palla, ultimo minuto. Ganassi per Barbieri, l'autore del gol scandianese. Palla dentro, non c'è il movimento di Busani, ma non c'è neanche il movimento del difensori Brianzoli, quindi riparte Scandiano. Ganassi per Busani, palla dentro per Ganassi, bravo Fiazza qua a metterci la stecca. Brutta palla persa ancora da Giordano. Rocca va per linee esterne, poi cerca di rientrare, attenzione Rocca sotto gamba, troppi ne ha fatti, non riesce a concludere Scandiano, lo fa di taglio Busani senza fortuna, poi ha qualche problema a uscire. Chirino, forse stavano anche scadendo in secondi, poi riesce in qualche modo, poi il pallo favorisce Tremolada, attenzione che ha spazio, Tremolada per Fiazza, tiro di Fiazza, ci arriva Raveggi. Ultimi 3 secondi questo primo tempo che sta per chiudersi. Una punizione dall'angolo basso, attenzione, Fiazza fa finire il primo tempo che finisce qui, quindi con il Seregno meritatamente in vantaggio. Era passato in vantaggio con Fiazza per l'1-0, poi ha raddoppiato Febbo, illusorio il gol scandianese di Barbieri, terza rete di Chirino e quindi si va al riposo sul 3-1 per Seregno. Ci sentiamo per secondi, 25 minuti di gioco.
Amici sportivi appassionati di hockey su pista, bentornati al Pala di Scandiano per il secondo tempo della sfida tra Roller Hockey Scandiano contro Seregno Hockey 2012, valevole per la terza giornata di Coppa Italia di Serie 2 del girone A. Primo tempo che si è concluso con il Seregno in vantaggio per 3-1 grazie alle reti realizzate da Mauro Fiazza, Edoardo Febbo e da Mattia Schirino. La rete scandianese, il momentaneo 2-1, è stata realizzata da Lollo Barbieri, in un primo tempo che ha visto Seregno meritatamente avanti, ha giocato molto meglio rispetto alla squadra di Cupisti, la squadra di Giaroni. E ora vediamo nel secondo tempo se cambierà la musica oppure Seregno saprà riconfermarsi come ha fatto nel primo tempo. Va subito Scandiano in avanti, iniziativa stoppata, 3-2 del Seregno. Attenzione, solissimo dall'altra parte Chirino, difesa scandianese la meglio, poi Cinquini riparte. Diamo un'occhiata ai quintetti. Scandiano in maglia rosso-blu che attacca da destra verso sinistra dei vostri teleschermi con in porta Vecchi, è entrato al posto di Raveggi. Sono scambiati i due portieri, non è più Jacopo Raveggi a difendere la porta scandianese ma capitano Matteo Vecchi. E gli esterni dicevamo Rocca, Barbieri, Busani e Cinquini. Attenzione, il contropiede, Busani, palla dentro, ci mette troppo a servire Rocca, poi con un colpo di Reni ci arriva Dimone sulla deviazione dello spagnolo. Bravo qua Dimone. Attenzione, ora spazio, chilometri di spazi per Seregno, non deve succedere. Disattenzione qua della difesa scandianese, permesso di andare a concludere due volte in maniera troppo comoda ai giocatori di Giaroni. Quintetto del Seregno, in porta Dimone e gli esterni Marco Tremolada, Luca Tremolada, Chirino e Fiazza. Chirino va sul lato destro, cerca un'iniziativa personale con un'altra schiaccia, viene stoppata questa iniziativa. Rocca recupera pallina, poi cerca di andare in proprio, chiudono subito i giocatori avversari, poi Rocca va solo, cerca di mantenere la palla. Qua difficile perché ti vengono a pressare in maniera molto fisica, poi da solo Fiazza, attenzione, sbaglia qua il filtrante Tremolada. Sarebbero stati guai per Scandiano, da solo. È chiaro che Scandiano deve recuperare, ma c'è un tempo intero e deve riorganizzarsi per superare questo muro difensivo attuato dall'allenatore Luca Giaroni. Cinquini, tiro dalla distanza, finisce alto, quindi riparte Seregno. Ora è Scandiano che pressa i giocatori avversari per andare a recuperare pallina. Si arriva con la schiena Barbieri. Warning intanto per Tremolada, segnato da Vischio, arbitro debuttante di Tiene, quindi sesto fallo di squadra del Seregno e warning anche per proteste a Marco Tremolada, e quindi ripartirà Scandiano in possesso di palla. Busani, di Busani sui pattini di Luca Tremolada, un po' troppo vicino qua l'avversario per poter concludere. Cercava forse una deviazione sotto porta, palla che non è giunta a destinazione. Ancora Busani sul possesso pallina con Barbieri all'indietro per Rocca. Tiro di Rocca ancora deviato dai pattini di Tremolada che gliene sta giurando di ogni. Seregno, attenzione ora a Busani che riesce a liberarsi, e il gol di Cinquini finalmente, gran gol di Cinquini, deviazione a mezza altezza su assist di Busani. Busani che lascia sul posto l'avversario, si crea lo spazio per andare verso la porta, palla dall'altro lato dove il portiere non può arrivare, soprattutto poi Cinquini ha scaricato tutta la sua rabbia. Prima rete realizzata dal 19 in maglia rosso-blu, vale il 3-2. Lo chiedevamo, fallo di Rocca, giusto. Fiazza, secondo squadra scandianese. Abbiamo chiesto a gran voce questo
gol di Cinquini, soprattutto per lui, per sbloccarsi da una situazione un po' di impasse. Brutto primo tempo, dobbiamo dirlo, e anche diciamo un pochino confuso nel gioco, non sembrava proprio lui. Ha iniziato molto bene il secondo tempo, già prima del gol l'abbiamo visto più inserito. Ora Rocca, attenzione, palla per Barbieri, all'indietro per Busani, conclusione precisa ma debole, quindi preda della difesa del Seregno. Entrato con un altro piglio, Scandiano poi dovrebbe fare attenzione a Piazza, attenzione, palla finisce in gol di Chirino, attenzione, Chirino in contropiede, ha lasciato il varco Scandiano e per la seconda volta non riesce a stare in partita a un gol di distanza. Seregno si riporta in avanti, doppietta di Chirino e avanti ancora di 2 gol. Seregno non ce la fa Scandiano, attenzione, ora perde palla Barbieri, non ce la fa Scandiano a stare in partita come vorrebbe. Attenzione, ora da solo Piazza, ma deve chiudere Scandiano, un po' lasciare questi spazi. Ora ci ha pensato Matteo Vecchi a respingere questa iniziativa veramente pericolosa. Quinto gol di Chirino, ora Busani su Piazza, spinto, giusto, fallo di Busani, terzo fallo di squadra per Rocca e Scandiano. Nulla è valso il gol di Cinquini, bella azione di Busani, l'assist e subito in contropiede per la foga a cercare il gol del pareggio. Scandiano ha lasciato troppi spazi, ne ha approfittato subito con la conclusione rasoterra di Chirino. Ora attenzione, Piazza cerca spazio per il tiro, rimane lontano, rimangono lontani Cinquini e Chirino, deve vedere quando parte, tiene a uomo praticamente Cinquini. Poi Barbieri arriva, cerca di arpionare la pallina, non vi riesce, ancora Chirino, deve tirare ora Seregno, non vi riesce, ma perde palla in posizione non sanguinosa, quindi può ripartire Barbieri, cazzo di Barbieri che deve almeno inquadrare la porta. Contropiede del Seregno, Tremolada, iniziativa un po' discutibile qua, Marco Tremolada che chiede un po' troppo da se stesso. Poi Barbieri all'indietro per lo spagnolo Rocca, c'è bisogno del suo estro, del suo inventivo. Ora cerca un piazzato, respinge presente Dimone. Ancora Scandiano in passaggio di palline, sono andati 5 minuti del secondo tempo. Seregno 4, Scandiano 2. Palla dentro di Busani, ci arriva e ci crede Cinquini che recupera palla, Barbieri, palla dentro per Busani, tiro di Busani, bravo nell'iniziativa a girarsi velocemente, la conclusione finisce fuori di poco. Chirino all'indietro per Piazza, ancora all'indietro per i Tremolada che gestiscono pallina ancora con Chirino, lato destro l'attacco seregnese, palla dentro, non ci crede Tremolada, ci crede Barbieri che va a recuperare palla in 3 contro 2, poi gliel'arpiona Chirino, va in contropiede in 2 contro 1, deve tornare Cinquini. Tremolada davanti a porta, bisogna tornare qua, non si può lasciare un contropiede 2 contro 1, cioè qua è la base dell'hockey, quando perde palla sta per protestare con l'arbitro, poi se anche i telecronisti si arrabbiano e ne dicono troppe. Scandiano è sotto 4-2, deve recuperare questa partita, c'è molto tempo, ma non può lasciare così troppi spazi alla squadra avversaria. Questo succede quando mancano pochi minuti. Intanto c'è il time out, Pisti che catechizzi i suoi, Giaroni alla lavagna. Scandiano che aveva iniziato bene questo secondo tempo, li avevamo più in palla, aveva anche realizzato il gol con Cinquini, poi però come successo nel primo tempo dopo il gol di Barbieri Seregno si è riportato avanti di 2 lunghezze e tuttora conduce per 4 reti a 2 grazie alla doppietta di Chirino, le reti di Piazza e di Febbo, reti scandianesi, Barbieri e Cinquini. Difesa molto solida quella del Seregno, abbiamo visto.
l'avevamo visto un po' perforata in quelli, non il Serenio perché hanno giocato a Monza, ma contro il Novara, partita che finì 8-8. Stavolta ovviamente difesa, dobbiamo fare i complimenti fino a questo momento a Giaroni per come l'ha organizzata, perché finora sta dando i suoi frutti. Manca ancora una vita, 19-12 al termine. Luca Tremolada dalla distanza risponde presente Vecchi che non riesce a lanciare i suoi, palla ancora al Serenio. Marco Tremolada, tengono molto bene la pista fisicamente, si vede, sembra che giocano in casa. Giocatori di Giaroni, vediamo molto spigliati, molto a non avere né timori reverenziali né dal punto di vista mentale né dal punto di vista tecnico. Fiazza, Tremolada, scambiano Luca e Marco. Ora è Luca in possesso di palla buttata, si impossessa Alex Rocca, tiro cercato, un piazzato un po' da troppo lontano probabilmente, quindi ancora deviazione di Dimone. Busani, attenzione, cerca la porta, cerca Cinquini, non riesce nel tapin e quindi nulla di fatto per l'attacco scandinavese. Poi Fiazza, palla dentro, attenzione, gol, qua infortunio di Matteo Vecchi, rete realizzata, assegnata a Fiazza. Qua deviazione è stata del portiere di Matteo Vecchi che si è trascinata la palla dentro. Quinto gol per il Serenio, segnata doppietta Fiazza, non voleva neanche tirare, la palla è finita dentro. Infortunio per Capitan Matteo Vecchi. Serenio 5, Scandiano 2. Vediamo se Scandiano si saprà risollevare da questo knockout veramente terribile. Questi gol, soprattutto con questi gol c'è il rischio che mentalmente sia molto pesante da superare. Ora questo tiro di Chirino viene neutralizzato da Matteo Vecchi. Palla 2 perché la palla è rimasta tra le gambe di Vecchi. Rocca recupera palla, Barbieri avanti per Busani, non riesce a controllare perché è rientrato anche Fiazza, poi cerca passaggio in mezzo per Rocca, nulla di fatto. Giocatori di bella iniziativa ora di Chirino che in bello stile supera Busani, poi Fiazza, pronto a rientrare Filippo Fontanesi. Intanto Marco Tremolada con Luca, Fiazza, scambiano i tre, rimane lontano Chirino, controllato da Cinquini come è successo già all'inizio del secondo tempo. Ora gioca anche col cronometro, 17 al termine, ancora tanto, però se lo può permettere la squadra di Luca Giaroni. Buoni chiama i suoi al tiro, buttano addirittura via la palla in maniera un po' energica. Esce Busani, entra Fontanesi nel file dello Scandiano. Rocca, all'inizio per Barbieri, a spazio, può tirare, perfetto, palla deviata. Il primo ad arrivarci è Luca Tremolada. Barbieri recupera una bella palla, ora lancia subito Cinquini, 1 contro 1, tiro di Cinquini, palla smorzata dalle gambe di Chirino, nulla di fatto ancora per questo attacco scandianese. Riparte, altra velocità da parte dei giocatori di Giaroni, quando il doppio. Si prende Fontanesi, appena entrato, recuperare pallina, Rocca, palla dentro per Fontanesi, cerca di arrivarci, difficile in questo caso perché comunque la difesa si era già chiusa. Barbieri,
per Fontanesi, cerca di girarsi, ci arriva ancora Dimone di testa, se abbiamo visto bene, attenzione Rocca, Fontanesi, palla fuori, cerca Scandiano di impensierire ancora la retroguardia seregnese, questo buon momento diciamo per l'attacco che ha impensierito 3 volte consecutive, si riprova, il tiro finisce fuori di poco da parte di Barbieri, tra una selva di gambe, Chirino la riprende, intanto Febbo, l'autore del secondo gol del Seregno, Fiazza all'indietro per Febbo, (15 ancora da giocare di questo secondo tempo), poi palla brutta persa da Fiazza, l'errore che non deve fare il Seregno, deve averla considerata già vinta, perché poi qua Barbieri perde una palla bruttissima, 2 contro 2, con Fiazza dentro per Febbo, lascia sfilare, spinge Vecchi, Cinquini, Barbieri per Rocca, difesa chiusa, cerca ancora il tap-in di Cinquini che non avviene, contropiede del Seregno, Piazza, ma meglio lo spagnolo Rocca, Barbieri, mismatch con Tremolada, scarica per Rocca, chiede intanto di time out la panchina scandianese, lasciano spazi, il giocatore di Luca Giaroni, poi tiro di Barbieri, attenzione Fontanesi cerca di piazzarla 2 volte, nulla di fatto, ancora meglio la difesa del Seregno, 14 minuti alterni, time out scandianese, con Seregno avanti per 5 reti e 2 qui a Scandiano. Date un'occhiata all'altra partita, Modena-Novara, che si gioca in contemporanea. Modena non gioca più alle 18:30 ma alle 18. Modena in vantaggio su Novara per 3-0, doppiette di Pochettino e reti di Tudela. Modena così andrebbe in testa alla classifica con 6 punti se dovesse vincere questa partita. Ora bella palla di Febbo per Chirino, doppia conclusione, attento Vecchi, ora è Cinquini che recupera una palla in difesa, lancia Fontanesi, buona la prova di Filippo Fontanesi, è entrato bene in partita, forse il più pericoloso dei suoi a livello offensivo. Busani, palla dentro, deviata da Chirino, poi finisce fuori, palla 2, la direzione è stata Fiazza, ha dato palla 2 l'arbitro. Gran prova di Chirino, veramente, ha giocato molto bene. Ora più la palla alta, quindi difesa, cioè possesso, scusate, per Scandiano. Fontanesi cerca di liberare Busani, non vi riesce, però mantiene il possesso Busani, cerca un'azione personale senza successo. Febbo, Tessarolo, ma meglio Cinquini che recupera palla, fa ripartire Busani,
Fontanesi può tirare, Filippo lo fa, parata di Dimone che manda in avanti inavvertitamente Tesserolo, circolazione personale, bella palla per Chirino che innalza schiacci, impegna Vecchi che risponde presente, bella parata questa del capitano rossoblu. Ancora Chirino, Febbo c'è da andare in velocità, all'indietro per Fiazza, siamo a metà del secondo tempo, 3 reti di vantaggio per Seregno che cerca di piazzare il colpo del 6 con Fiazza, tenta la difesa scandianese, Febbo, palla dentro, un po' pretenziosa questo per Chirino, poi difesa energica, qua di Scandiano che ha la meglio e recupera palla, Barbieri cerca dal lato destro di impensierire la difesa del Seregno, non vi riesce, Fontanesi, tiro su Febbo, ancora Fontanesi, recuperare pallina, all'indietro per Barbieri, lontanissimo, tiro deviato, non sortisce l'effetto sperato, Cinquini, ancora Barbieri, palla dentro, non toccata da nessuno, finisce fuori, va in contropiede Seregno, Fiazza a spazio, cerca una finta di tiro, poi di liberare Febbo, controllato bene da Fontanesi, quindi è buon gioco la difesa scandianese e procede con Busani, ritmi piuttosto lenti, palla dentro ancora, prima di arrivarci è sempre Chirino, quindi recupera ancora la squadra di Luca Giaroni, Tesserolo, Piazza, pronto ancora lo spagnolo Roca a rientrare in pista. Secondi ancora per questo attacco, giocatore di maglia bianco-verde, attenzione Tremolada, bella palla per Febbo, miracolo di Vecchi qui che tiene in piedi ancora qualche residuo speranza, ma deve cambiare qualche cosa a livello offensivo scandiano se vuole rientrare in partita, perché si è visto poco quest'oggi, merito anche sicuramente i giocatori maglia bianco-verde allenati da Luca Giaroni. Rocca, Busani cerca il primo palo, respinge Dimone, quindi possesso ancora scandianese. (10:02) da giocare ancora in questa partita, Seregno 5, Scandiano 2. Rocca cerca di un po' di spazio, trova la conclusione di Cinquini che si era liberato bene, poi non ci arriva, forse qua ci poteva stare un fallo per una spinta, ancora Cinquini per Rocca da dietro porta, non c'è spazio, quindi Busani può tirare, effettua il tiro, Dimone che non ne vede partire la palla ma respinge in maniera efficace, ora Febbo già dall'altra parte, finta di tiro, non ne ha tanto interesse a tirare, vantaggio di 3 reti, anche Giaroni dice usiamo la testa. Si può ora cominciare un pochino a ragionare col cronometro da parte del giocatore del Seregno. Il vantaggio sarebbe la prima vittoria in questa Coppa Italia dopo un pareggio e una sconfitta per Scandiano, dopo la vittoria a Correggio. Sarebbe la prima sconfitta. Quasi non tirano neanche i giocatori di Giaroni quando sta per scandire il termine, comunque non buttano via la palla, o meglio la buttano in posizioni in cui non ci possono essere pericoli. Rocca, palla dentro, ci arriva ancora la difesa seregnese, mani contro piede Fiazza, chiede un po' troppo qua da se stesso, Fiazza non riesce a superare Busani che manda avanti Rocca, Fontanesi ha un po' di spazio, Fontanesi palla dentro per Cinquini, attenzione, è arrivata in faccia o probabilmente una steccata, non abbiamo visto perché l'azione era molto veloce, vediamo Dimone andare a sincerarsi delle condizioni che si è alzato, ora Cinquini si tocca il mento e naso, va probabilmente in panchina a
dice che è tutto ok, quindi meno male, tutto fatto, forse qualcosa ai denti, ma sembra tutto risolto, per fortuna. E quindi si riprenderà ora con il possesso a favore di chi, vediamo cosa decide l'arbitro. Ha fermato il gioco ovviamente per una stecca è arrivata al volto di Cinquini, devono anche pulire la pista perché Cinquini è caduto e quindi ha macchiato un po' con la pista, ovviamente è pericoloso per l'incolumità dei giocatori quando ci passano coi pattini, giustamente. Sì. Strofina qualcosa per tirare via l'acqua o comunque l'umidità lasciata. Si riprende ora col possesso a favore del Seregno, Chirino, Febbo, 8:30 ancora da giocare, 5-2 per Seregno su Scandiano, doppietta di Fiazza, doppietta di Chirino, rete di Febbo, rete di Scandiano di Cinquini e Barbieri, Chirino, cerca una conclusione, stoppata, ancora Chirino. Tessarolo, tiro sul primo palo, respinge Vecchi, ora Tessarolo, poi la corrente, Fontanesi recupera palla per Scandiano, Rocca, Cinquini, palla per Fontanesi, ha il problema di girarsi, ci arriva primo Chirino che più brevilineo di lui, arriva prima col bastone, Febbo all'indietro, Luca Tremolada, Tessarolo, 7:30 ancora da giocare, recupera palla Rocca, va in proprio, tiro di Rocca, deviato da Tremolada, bravo qua Luca Tremolada a frapporre la stecca sulla conclusione dello Spagnolo in maglia numero 9 di Scandiano, che aveva avuto una bella intuizione andando a recuperare i pallini. Intanto esce Fontanesi, rientra Barbieri, doppio cambio anche in previsione sulla panchina del Seregno, Busani cerca un piazzato, Chirino, Tremolada, palla dentro, attenzione per Febbo, bravo Cinquini qua a recuperarlo, a portare in avanti l'attacco scandianese, tiro di Cinquini, ancora Dimone, bravo a dirgli di no, palla 2, vista questa decisione di Vischio, 7 dal termine. Cinquini, Rocca scambia con Barbieri, tiro del chance di Barbieri, fuori misura, poi Chirino perde per un attimo palla, poi un ripallo fa riconquistare, lui stesso va a recuperarla, manda avanti Luca Tremolada che Chirino doppia iniziativa con personale, bravo qua in bello stile, riesce a concludere, gli dice di no Vecchi, troppiede, buona tecnica qua, il Chirino ha fatto vedere le sue doti anche stavolta. Si riparte con una palla 2. Meglio Scandiano con Busani, poi ha qualcosa da dire all'arbitro, Busani non recupera, attenzione ora Busani per Cinquini, palo di Cinquini, era più facile farlo questo gol per Scandiano, buona iniziativa, forse Seregno qua ha lasciato un po' troppo scoperta la retroguardia, non ne ha approfittato Scandiano, poi qua
un fallo di Barbieri che io avrei qualcosa da ridire su questo fallo, secondo me era al contrario. Comunque è stato segnato il sesto fallo scandianese, si pareggiano i falli ma il punteggio è sempre 5-2. Colossale occasione scandianese, Busani non ha concluso, ha dato la palla a Cinquini che però l'ha spinta sul palo, quindi si è salvato ancora Seregno. Tremolada per la corrente Tessarolo, tiro di Tessarolo finisce fuori, recupera Busani, già marcato da Febbo, però nella iniziativa personale, tiro di Busani, ancora respinta di Dimone, poi va in contropiede ora Tessarolo in 1 contro 1 con Roca, si prova, Roca lo stoppa, riparte Barbieri, Roca ancora Roca, cerca di stare sul posto del suo avversario, poi cade in area, Busani nulla di fatto, va in avanti Febbo, è solo, quindi aspetta l'arrivo dei compagni, palla ora a Chirino, Febbo, Cinquini ci mette il fisico per andare a recuperare questa pallina, riparte da solo, attenzione azione personale, Cinquini cerca un'iniziativa personale, bravo qua ad andare verso la porta, più bravo ancora di lui Dimone, ancora respinge sul primo palo, Barbieri cerca di rubare palla a Tessarolo, impresa difficile, la mantiene, giocatore in maglia bianco-verde, Chirino, 4,50 da giocare ancora, 5-2 per Seregno su Scandiano, Febbo, Tessarolo, va in contropiede ora Roca, però è già chiusa la difesa del Seregno, palla dentro di Roca, deviazione di Busani alta, ancora time out. (4:30 da giocare questo Scandiano Seregno che vede il Seregno avanti di 3 gol, 5 reti e 2, una partita che sta conducendo praticamente dall'inizio, si può tenere molto bene la pista qui a Scandiano, squadra di Giaroni, buon atteggiamento, alta iniziativa, va alle conclusioni ancora Tremolada e corrono anche molto di più rispetto ai giocatori in maglia rosso-blu e viene dato atto. È stata una partita perfetta. Giordano, brutta palla persa da Giordano, qua va in avanti Scandiano a 4 minuti dal termine, Busani, ancora Dimone a dire di no, grande protagonista l'ex rosso-blu, ora forza Seregno, spinto praticamente quasi tutte le azioni scandianesi. Cinquini ruba una bella palla, attenzione, va in contropiedi, Cinquini non trova l'angolo, rigore. Cinquini steso da Dimone, ha cercato l'angolo basso in giravolta. Steso, quindi tiro di rigore a 3:41 dal termine. Busani va a incaricarsi del rigore scandianese.
Tutto pronto, 3:41 da giocare, Seregno avanti 5-2, Busani ha l'opportunità di portare a 3 le marcature scandianesi contro Dimone. Fischia l'arbitro, palo di Busani, attenzione ancora Busani e Dimone a dirgli di no, ancora Busani, gol di Busani alla terza conclusione. Busani realizza la rete scandianese, sul terzo gol in questa Coppa Italia, primo di questa sera. Scandiano 3, Seregno 5, 3:36 da giocare, un po' di tempo ci sarebbe, vediamo cosa succede, se Seregno riuscirà a mantenere i nervi saldi e non farà stupidaggini, dovrebbe portare a termine questa partita con la vittoria, ma ancora 3 minuti da giocare. Chirino ora gioca col cronometro, giustamente, ancora 15 secondi. Attenzione ora Fiazza davanti a Vecchi che dice di no, super parata qua di Matteo Vecchi. Attenzione ancora Fiazza che perde palla sulla corrente 5 di fallo qua, Fiazza, settimo fallo. Bravi anche i giocatori di Geroni a non affondare troppo coi falli, perché si erano portati a 6 falli molto presto, poi è vero che forse non hanno avuto bisogno, però sono riusciti a mantenere un livello numerico di falli decente. 2:57 ancora da giocare. Rocca non trova spazi, chiude tutti, veramente chiude tutti la difesa seregnese. Ora un contropiede 2 contro 1, palla dentro per Chirino, nulla di fatto, raddoppio scandianese. Rubata la palla da Barbieri, si porta in avanti, ancora Barbieri, palla dentro di Busani per Cinquini, ci arriva ancora una volta la difesa del Seregno, poi ancora Busani in pressing, alla meglio Chirino, 2:25. Tremolado, Chirino, Piazza, davanti a Vecchi, ancora dirgli di no, bravo Matteo Vecchi, salito in cattedra dopo l'infortunio di un gol subito. Cinquini. Scadono i secondi intanto per il possesso scandianese, deve uscire dalla metà campo. Seregno con il possesso di pallina con Giordano all'angolo. Barbieri gli recupera palla, Busani, 2 minuti. Tiro di Busani, respinto, palla ancora per Scandiano. Rocca, Cinquini, dietro porta, non ci sono spazi, palla dentro, preda di Dimone, quindi riparte il Seregno. Chirino, 1:30, ancora da giocare. Barbieri ruba palla, Giordano, Busani, palla dentro, arriva in quel caso a Dimone che si deve salvare in maniera un po' affannosa. Palla 2 a 1:22 del termine. Ancora da giocare. Circolazione personale, tutto chiuso, parte da Barbieri. Rocca, Cinquini da lontano, riparte sul lato destro, perde palla, attenzione Busani, fallo di squadra, l'8º. Qua, non so se l'avrei fischiato io sto fallo, avrei lasciato probabilmente proseguire. 1 minuto esatto al termine. Palla in possesso scandianese. Busani, tiro si infrange sul muro bianco-verde. Barbieri per una bella palla, poi non riesce a darli in mezzo
ci arriva Dimone, 50 secondi, Rocca deve buttare dentro palla, la spazza fuori, Fiazza recupera ancora, attenzione, ci arriva prima Dimone, Cinquini, attenzione potenzialmente pericolosa. Ora 30 secondi, Giordano ha la palla, può andare fino al termine, Seregno si appresta a vincere questa partita meritatamente. Bel primo tempo, bel secondo tempo, ha tenuto sempre distanza Scandiano nei momenti peggiori, vale a dire quando prendeva gol, nei momenti peggiori è riuscito a rimanere in partita, anzi a segnare subito e a tenere sempre distanza di sicurezza la squadra scandianese. E quindi bravi ai giocatori di Luca Giaroni che vincono questa partita 5-3 e fanno bene esultare, hanno giocato meglio e si meritano di salire a 4 punti dopo 3 giornate. Scandiano dovrà fare un po' mea culpa, vedere un po' gli errori che ha fatto e cercare di riorganizzarsi, perché sabato prossimo andrà a Novara mentre Seregno riposerà. Seregno quindi che vince qui al Palaregnani 5-3. Ricordiamo le reti: doppietta di Mauro Fiazza, doppietta di Mattia Schirino e rete di Edoardo Febbo. Per quanto riguarda Scandiano, le reti di Lorenzo Barbieri, Ernest Cinquini e Nicola Busani. Finisce qui.